Che cosa sono i negozi, i ristoranti storici per un centro, per una città? Beh, è la vita della città, è la storia, perché pensate a Treviso, le vecchie osterie o i vecchi ristoranti, è la vita proprio di una città, è la gioia da trovare i nonni, i figli dei figli, è una gioia, come diceva Vasconetto, è la gioia sta dietro il bancone. Arrivata a una certa età è giusto andare in pensione, è giusto lasciare ai giovani, perché la vita sta cambiando. Non lo so, meglio o in peggio, non lo so, però i giovani bisogna darle la fiducia di andare avanti, bisogna darle, sono più bravi, alle volte sono più bravi dei vecchi, non è che i vecchi bisogna ucciderli, però i giovani, vedo i miei figli che si danno da fare, e complimenti, mi auguro che non si a guardarmi, perché si a lavorare, però sono molto bravi tutti e tre, anzi tutti e quattro, perché uno ce l'ho in Giappone, che fa sempre il medesimo lavoro nostro, e i giovani sono veramente bravi. Io mi ricordo da ragazzino, mi ricordo da giovane, col mio socio Alfredo Beltrame, che quando venivano a domandare lavoro da noi i giovani, e dicevamo, ridi tu o gatto il muso duro? Perché se te il muso duro non lo assumevamo. Perché il sorriso, dicevo prima, non costa nulla e accontenti gli ospiti.